La curva scende solo lievemente, preoccupa che possa mantenersi più o meno stabile con un bollettino che non lascia tranquilli. Il Veneto mantiene la classificazione in fascia gialla, ma rientra tra le regioni a rischio alto. Ai primi di gennaio dovrebbe essere distribuito in Italia il vaccino. Al Veneto sono assegnate nel primo lotto 177.000 dosi. Per primi saranno vaccinati gli ospiti e gli operatori delle RSA e poi medici ed operatori sanitari. Quindi noi dobbiamo affrontare adesso tutto il periodo, abbiamo 5 mesi davanti, pensate che l'anno scorso abbiamo affrontato a febbraio questo virus, lo dovremo affrontare partendo da una piattaforma che non può essere quella di 3.200 pazienti in ospedale, perché se no vuol dire che mandiamo al collasso la sanità. Quindi prima preoccupazione. Secondo, che questa è una preoccupazione giustamente importante. Secondo aspetto positivo è che le notizie che arrivano, e oggi abbiamo una riunione alle 3 del pomeriggio con i ministri, sembra che dall'Epifania si possa avere il virus, perché la prima roba che faremo, scusatemi, il vaccino, ormai lo vedo da tutte le parti, e la prima cosa che faremo, a costo di fare H24, dobbiamo vaccinare assolutamente tutti gli ospiti delle RSA. Cioè noi dobbiamo fare in modo di venirne fuori, anche perché voi che siete giusti testimoni, cioè voi immaginate una proiezione di un virus che non si riuscirebbe diciamo, ad arginare con un vaccino, che impatto avrebbe sulla gestione della sanità pubblica? Cioè, domanda, fra un mese, 2 mesi, 3 mesi senza vaccino potremmo ancora chiedere restrizioni ai cittadini? È inevitabile che andiamo verso un libero a tutti, Cioè, il sentimento di marzo non è più quello di oggi e quello di oggi non sarà quello di giugno. Quindi il vaccino veramente rischia di essere l'unica ancora di salvezza che abbiamo. E c'è speranza nella ricerca per la messa a punto di una terapia efficace dall'antivirale ad effetto immediato agli anticorpi monoclonali. I anticorpi monoclonali ci dicono che negli studi a livello internazionale funzionano bene nella prima fase della malattia, non hanno dato grandi risultati nel malato grave. 2. Sembra che con l'inizio dell'anno ci sia la possibilità di vederne l'introduzione per uno studio multicentrico, dove il Veneto ovviamente sarà coinvolto. 3. Sono costosi, però sembra che comunque siano efficaci. Adesso per carità la vicenda di Trump li ha resi ancora più famosi, però la verità è che l'anticorpo monoclonale ha dimostrato un'efficacia non da poco. Poi mi ricordava stamattina l'assessore Lanzarin, avete visto che c'è stata la sentenza a favore dell'idrossiclorochina e quindi anche qui sulle cure precoci domiciliari i nostri medici potranno riutilizzare, secondo scienza e coscienza, l'antimalarico per la cura del Covid, che comunque sembra che nelle fasi precoci possa dare anche dei risultati.